La ripresa del servizio battelli da Rapallo è un ulteriore tassello verso la normalità in una città che ha pagato un prezzo molto alto e continua a pagarlo per la mareggiata di fine ottobre. Con l'ordinanza della Capitaneria di Porto potranno regolarmente riprendere domenica mattina le corse del servizio marittimo del Tigullio anche dal molo di fronte al chiosco della musica, in un lungomare riaperto al traffico proprio nel giorno stesso in cui arrivava la firma della Capitaneria alla riapertura dell'attracco. Un grosso grazie, ma veramente alla Capitaneria di Porto, in particolar modo al comandante Piras e Vincenzo Orlando, e oggi a Rapallo si trova più sicura, ancora un pochino di rifiniture, abbiamo le aiuole, c'è dell'arredo urbano da fare, però è una grandissima soddisfazione perché ce l'abbiamo fatta, quindi oggi possiamo proprio dire che abbiamo finito un ciclo molto importante, perché Rapallo si trova in un aspetto completamente diverso dal 29. La risistemazione del molo è stata fatta dai battellieri del servizio marittimo del Tigullio, mentre per parte sua l'amministrazione comunale ha provveduto al livellamento del fondale. Domenica mattina alle 10 dunque la prima corsa con il servizio già a pieno regime e tutte le destinazioni raggiungibili con partenza da Rapallo. Una boccata d'ossigeno per i battellieri che in questo modo vedono salva almeno metà della stagione, con lo sguardo rivolto al futuro, perché già in autunno saranno effettuati ulteriori interventi sul molo. È un grandissimo risultato perché porta alla normalità. Ho sentito poco fa il presidente dell'associazione dei battellieri, sono già pronti domani mattina a darmi l'elenco dei primi battelli che attraccheranno. Anche quella è stata un'opera particolarmente complicata perché avevamo due fattori molto importanti, ovvero il ripristino del molo, che è stato fatto a cura dell'associazione dei battellieri, e il ripristino dei fondali. Molo che momentaneamente è stato rimesso a posto da loro e che fine settembre, grazie al provveditorato delle opere pubbliche marittime, verrà riqualificato per intero.